Una notizia bomba è arrivata alle orecchie dei tifosi della Serie A questa sera, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare susciterà l'emozione di tutti gli amanti del calcio italiano. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste sorprendenti informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sul nostro calcio. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di grosso si sta organizzando nei corridoi del calcio italiano. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro di un grande club e di accendere ancora di più la passione dei suoi tifosi. Cosa c'è in serbo? Restate con noi, perché questo è solo l'inizio di una vera e propria svolta. Marco Verratti, uno dei grandi talenti del centrocampo europeo, potrebbe essere più vicino a un ritorno nel calcio italiano di quanto molti pensino. Ha 32 anni e con l'obiettivo di tornare in Serie A, l'ex PSG è nel mirino dell'Inter. Con la sua esperienza e le sue capacità, Verratti potrebbe essere la chiave per rafforzare il centrocampo di Simone Inzaghi, soprattutto se a Calhanoglu, un altro pilastro del settore, dovesse lasciare il club. Anche se attualmente gioca con l'Al Arabi SC in Qatar, Verratti sarebbe disposto a tornare in Europa ed eventualmente a firmare per l'Inter a gennaio. Il centrocampista sarebbe disposto ad accettare uno stipendio di 4 milioni di euro all'anno, il che lo rende un'opportunità di mercato molto allettante per qualsiasi club italiano. Ora, tifosi, vogliamo sapere cosa ne pensate. Verratti sarebbe il rinforzo ideale per il centrocampo dell'Inter. Potrebbe sostituire Calhanoglu e portare la squadra a grandi risultati? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro della Serie A e sulle grandi possibilità del mercato dei trasferimenti.